Nel quartiere delle Cattane i cittadini ci avevano segnalato un grosso problema per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Qui la sicurezza è un problema molto sentito e la scarsità o proprio la mancanza di luce la sera crea molta apprensione nei residenti. Illuminazione, anche i parchi che sono chiusi durante le sere perché per la sicurezza anche dei bambini c'è gente sempre brutta in giro, quindi è meglio soprattutto per loro avere la sicurezza. Manca tanto la luce e è molto difficile circolare perché appunto proprio non si vede nulla e non girano belle persone. Questo lo posso garantire. Ci sono stati problemi anche con aperture di auto che mancavano i pezzi, stereo, ruote, solito diciamo. Non è molto accogliente, ecco. Ci vuole sicurezza e va cambiata l'illuminazione per essere molto più sicuri, anche dovrebbero mettere secondo me anche delle telecamere di sorveglianza. Bisogna cambiare l'illuminazione. Abbiamo portato queste segnalazioni all'assessore competente Mattia Ierardi, che ammette: alcune zone della città non hanno ancora ricevuto le nuove lampade, ma solo per una questione meramente tecnica di fornitura. Man mano che arrivano i lotti di produzione si vanno a sostituire le lampade perché, come già detto, ogni lampione ha la sua lampada personalizzata, quindi anche la zona Cattane, in alcuni casi alcune lampade sono già state sostituite, altre arriveranno. In via Cavalieri di Vittorio Veneto in particolare il buio è totale. Qualche sera si vede che non c'è, non arriva corrente, non so cosa che... Ci sono problemi. Sono venuto 2 giorni, 2 sere fa a lavorare qua, era tutto buio, cioè avevo le luci ma non bastavano. Sì, no, queste sono le situazioni che si sono verificate perché l'impianto era troppo vecchio e poco manutentato. Lo stiamo ricostruendo completamente nei tratti dove serve quel tipo di intervento, in altri dove l'impianto è ancora buono andiamo a sostituire solamente i corpi illuminanti. Un po' di pazienza, ma come abbiamo detto, entro il 31 dicembre sarà completamente rifatta tutta l'illuminazione pubblica. Siamo anche in anticipo fortunatamente. E la situazione economica attuale ha creato dei piccoli ritardi sull'approvvigionamento, però avendo accumulato una grande dose di anticipo riusciremo a mantenere la parola data. Bene, registriamo positivamente l'impegno assunto ai nostri microfoni dall'assessore, ma verificheremo se effettivamente verrà rispettato. Quindi la questione non finisce qui, ma continua.